Ciao a tutti, siamo con Gianluca Ascione, scrittore e giallista, tra i membri della giuria della terza edizione del premio letterario Prunola. Gianluca Ascione è per la prima volta nella giuria di questo premio e quindi ti chiedo come mai, come sei entrato a fare parte della giuria, quali sono i tuoi contatti con il premio Prunola? L'anno scorso forse hai assistito come spettatore al premio? Sì, esattamente, proprio così. L'anno scorso ho assistito al teatro comunale alla premiazione, dopodiché ormai ho un sodalizio che dura da 3 anni con Panda Edizioni e Andrea Tralli, che è uno degli organizzatori del premio Prunola, quest'anno ha deciso di coinvolgermi e mi ha chiesto se volevo fare il giurato e io ho accettato molto volentieri, anche perché è la mia prima esperienza, diciamo, dall'altra parte della barricata. Sì. E quindi in questa nuova esperienza dove ti troverai a valutare, non a scrivere ma a valutare, cosa di solito ti fa dire questo libro mi piace o non mi piace? Io tanto devo dire che prima di aver scritto ho anche letto tanto. Sicuramente una cosa importante per me sarà l'originalità del testo. Io spero di non trovare, come dire, delle brutte copie di scrittori famosi, ma piuttosto autori nuovi nel vero senso della Autori parola. nuovi, infatti questo premio punta proprio a scoprire nuovi talenti. Tu ad esempio, visto che ci saranno molti scrittori che avranno forse un libro nel cassetto, ci sono tante persone con la passione per la scrittura che però vorrebbero trasformarla in una professione, vorrebbero vedere il proprio libro nelle librerie pubblicato. E qual è la chiave di svolta per diventare scrittori professionisti? Eh, diciamo una ricetta vera e propria non esiste. Quello che posso dire è certamente di insistere, non arrendersi di fronte a una porta chiusa. Io stesso me ne hanno sbattute molto. Se si crede nel lavoro che si fa bisogna tenere botta. E poi sapersi anche cimentare con generi diversi, non avere la fretta di capire la propria identità letteraria. Io ho passato vari generi prima di arrivare a capire qual era quello che si confaceva meglio a me. Quindi sei passato, prima di arrivare ai thriller, a cosa hai Io ho cominciato, diciamo, ho sperimentato con i racconti, quindi di vario genere. C'è stato, diciamo, qualche racconto di narrativa in senso più ampio, anche un po' autobiografica, che è stato premiato. Il primo romanzo, il mio, non era un giallo. Perché è stato premiato tra i tanti premi che ha vinto c'è il premio Gran Giallo Città di Cattolica, giusto? Sì. È uno dei tanti premi di cui Sì, sei orgoglioso? Sì, quello devo dire, vado abbastanza fiero perché comunque è un premio nazionale che c'è da tanto tempo, che fondò Enzo Tortora e che per me, devo dire, è stato un vero carburante, mi ha dato una vera spinta poi a provare a svoltare nel romanzo. E quindi tra i vari generi che hai sperimentato alla fine siamo arrivati al thriller, tra cui l'ultimo libro, Le canaglie del Venerabile, un thriller nella Treviso fascista addirittura. E come mai questa tua passione per i gialli? Cosa c'è di tanto affascinante nel genere thriller? Come ti dicevo prima, io sono innanzitutto stato quello che si definisce un forte lettore. Ho letto un po' di tutto, mi piacciono anche i gialli. Io ho sempre trovato che il giallo è una sorta di sfida con l'autore, perché devi cercare di capire il prima possibile. Sì. E poi adesso da qualche anno l'ho sperimentato dall'altra parte, quindi sicuramente è un genere che a me viene è facile in fase di creazione, quindi ho capito che forse è il genere migliore per me
e poi nel tempo uno affina anche un po' la tecnica e è davvero diventato per me anche una sfida col lettore. Infatti molti Per mi dicono per lasciare il finale ad effetto sorpresa al esatto, massimo. beh, quello è Incredibile. fondamentale. Infatti quando molti lettori mi dicono ma non avrei mai pensato che, allora per me quello è sintomo che ho fatto un buon Un buon lavoro. lavoro, certo. Quindi, non so più cosa chiederti adesso, tanto da soltanto tu puoi fermarti. Parlaci del tuo ultimo libro. Ma sì, dici che devo chiederti qualcosa, sì, esatto. No, dimmi tu. Sì, qualcosa dell'ultimo libro bisogna chiederti. Sì, anche se, bene. Quindi anche se non ci puoi svelare certamente più di tanto, perché questo fa parte del thriller, cosa ci puoi anticipare sull'ultimo libro, su questo thriller nella Treviso fascista che mi sembra sia uscito di recente? Sì, è uscito circa un mese fa. Devo dire che questa volta è stato davvero un lavoro estenuante, sia per me sia per Andrea Taralli di Panda Edizioni. È un lavoro che ha richiesto 1 anno e mezzo tra fase di ricerca, stesura e poi editing. Però è un lavoro che fortemente volevo e sapevo che prima o poi avrei fatto, perché a differenza degli altri 2 che sono nel contemporaneo, questo appunto va a scavare nel ritorno, precisamente nel 1938, sì, alla vigilia della visita di Mussolini a Treviso, quindi c'è un fondamento di realtà della storia, poi chiaramente ci sono anche fatti immaginari e una cosa, diciamo, un tocco originale che abbiamo voluto dare è aver ricreato dei documenti che io ho trovato in fase di ricerca, riadattandoli naturalmente alla storia e li abbiamo proprio ricreati anche esteticamente in modo che il lettore abbia la percezione di... Quindi sarà un viaggio nella storia, oltre Sì, che un giallo, anche un po' esattamente. un libro storico. Bene. Bene, allora anche con Gianluca Ascione, sempre in attesa di sorprese, di sorprenderci, ci ritroveremo il 7 aprile per la finale del premio letterario Prunole al Teatro Accademico e per scoprire i vincitori e quindi anche chi sarà piaciuto di più al nostro scrittore di thriller Gianluca Ascione. Bene. Ciao a tutti e buon Prunole!